L'onorevole Claudio Fava, eletto nella lista Centopassi, presente recentemente ad Agrigento a sostegno del candidato sindaco Galvano, da sempre all'opposizione dell'attuale governo regionale, ricopre la carica di presidente della Commissione regionale antimafia e esprime un giudizio totalmente negativo verso l'attuale politica del governo di Nello Musumeci. Ma sai, se esistesse il governo Musumeci è un avatar, ogni tanto si evoca come una sorta di atto di fede, ma della sua presenza ci sono pochissime tracce. Di tutte le riforme epocali che erano state annunciate da Musumeci in campagna elettorale, mobilità, rifiuti, acqua, non resta traccia. Nell'ordinaria amministrazione anche le cose più essenziali, apparentemente banali ma in realtà importanti, come qualificare e indirizzare la spesa pubblica, pensiamo soprattutto alla crisi economica e sociale prodotta dall'emergenza Covid, abbiamo collezionato una serie di straordinari annunci e una totale incapacità di spesa. Diciamo, non è che sia facile fare opposizione a questo governo, è imbarazzante perché non c'è il governo e questo propone anche per la Sicilia un lavoro che non può essere destinato soltanto alla prossima campagna elettorale, bisogna provare a ricostruire un cambio di passo, un'alternativa di testa e di cuore. Se la Sicilia continua ad essere un piccolo regno su cui di volta in volta un podestà si siede per governare secondo i propri capricci o per non governare affatto, noi rischiamo di continuare a vivere in questa situazione di profonda, dolorante e anche umiliante marginalità. L'emergenza sanitaria come è stata gestita secondo lei? Adesso non tocca a noi dirlo, ma quando si riesce a far confusione perfino sul numero dei contagiati e sul numero dei tamponi, poi siccome non mi sembra questo il tema sul quale occorre fare campagna elettorale, abbiamo dato tutto il nostro contributo per correggere gli errori, per cercare di arrivare a una risposta il più possibile pronta ed efficiente. C'è da dire adesso in questa campagna elettorale che è molto imbarazzante il modo in cui la sanità pubblica è stata occupata per ragioni private, cioè assistiamo in molte città in cui si va al voto a un mercato delle candidature, delle consulenze, dei concorsi, delle assunzioni, tutto finalizzato a trovare un voto in più. Ecco, io credo che questa sia una cosa molto, molto squallida, perché nel momento in cui questo mercanteggiamento si estende persino al mondo della sanità, in un momento in cui la salute, diciamo, è la frontiera più esposta per questa terra, mi sembra che si manifesti un'assoluta mancanza di scrupoli e purtroppo anche Agrigento in questo senso non è stata seconda a nessuno.